questi cori l'entusiasmo che ha accompagnato Alessandro Del Piero durante le 3 settimane di ritiro precampionato a Jesolo con il suo Sydney. Anche nell'ultimo allenamento allo stadio Picchi, prima della partenza per l'amichevole a Reggio Emilia, nonostante la pioggia e il freddo, erano tantissimi i tifosi che hanno voluto salutare quello che è e resta per tutti il capitano. Oh capitano, mio capitano, sei un grande! È sempre bellissimo averlo di nuovo a casa, Alex, è sempre il numero uno per conto mio. Per me, per i miei compagni, per tutti quelli che hanno lavorato e hanno cercato di dare il massimo, è motivo di grande soddisfazione che ci siano ancora così tante persone al nostro seguito. Alex Del Piero non ha preso parte all'ultima seduta di allenamento per sottoporsi a Monastera ad una seconda risonanza magnetica dopo il risentimento muscolare procuratosi nell'incontro contro il Venezia, ma nonostante la sua assenza in campo i tifosi erano tutti là per lui per strappargli un autografo o una foto. Un affetto che non ha colpito solo Pinturicchio ma l'intero staff australiano. Io per primo e tutti i miei compagni ricorderanno questi 20 giorni come tra i loro più belli della vita, insomma. Un bilancio dunque più che positivo per Del Piero, ritornato nella sua terra d'origine, ma l'esperienza jesolana ha sicuramente lasciato un segno anche nel resto della squadra, un'avventura, come la definisce il campione, che alla luce di tutto questo potrebbe ripetersi anche l'anno prossimo. Da quest'anno penso che io e tante altre persone hanno potuto vedere che anche è ottimo per certi tipi di eventi, quindi sono felice che quest'anno sia andato molto bene. Per il prossimo anno ci penseremo, abbiamo un lungo inverno italiano e una lunga estate australiana per pensarci.